Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Questo è il terzo episodio del taglio legna. Ora andiamo a portare via la legna, a portarla a casa. Come vedete qua c'è il trattorino. Un po' come vi dicevo nello scorso video, abbiamo già iniziato la parte di qua a portare via, a fare qualche carico, perché ce n'è davvero tanta di legna da portare via. Ora andiamo a caricarla col trattorino. Poi ora vi faccio vedere un po' di carichi che andiamo a fare e non ve li faccio vedere tutti ovviamente perché sennò il video viene troppo lungo. E poi nella parte più in là del bosco vi farò vedere quando andiamo a spostare la legna con la motocarriola a portare nel trattorino, perché non si riesce ad andare più in là perché qua il campo è quasi piano, invece là inizia a essere più pendente. Quindi ora iniziamo a caricare e poi vedrete anche la catasta di legna giù dove andiamo a portare la legna. Siamo arrivati al punto dove abbiamo la catasta di legna. Questa, come vi dicevo, abbiamo già portato giù un po' di legna e ora andiamo avanti a scaricarla e ci alziamo un po' di altezza e poi andiamo verso, ci spostiamo in là. Ora iniziamo a scaricarla, poi i prossimi passaggi li vedrete più velocemente senza interruzioni. Carico pronto, ora andiamo giù a scaricarlo. Volevo fare una precisazione, che siccome che vedete sempre mio papà che guida il trattorino, lo guida sempre lui perché io non riesco, non ci sto proprio con le gambe. Come vedete il freno è così alto che non riesco neanche a guidare perché tocco con le ginocchia, e dopo anche la frizione è uguale. Quindi per sicurezza guida sempre lui perché non riesco ad avere il pieno controllo del mezzo. Allora abbiamo fatto altri 3-4 carichi che abbiamo portati fuori dal bosco. Tutta questa parte qua è rimasta solo la ramaglia. Ora, per poter avanzare con il trattorino verso l'altra parte del campo per portare via la legna che rimane, dobbiamo andare a spostare tutta questa ramaglia qua con la motocarriola. Cerchiamo di sfruttare la pala che abbiamo realizzato, e se volete sapere qualcosa in più della pala vi lascio il link qua sopra in descrizione del video. E proviamo con la pala a buttare un po' in giù la ramaglia in modo tale da riuscire a passare col trattorino.
Vediamo se riusciamo, se no lo faremo a mano. Siamo riusciti a spostare gran parte della ramaglia, almeno qua si può riuscire ad arrivare con il trattorino, c'è più largo per poter fare manovra. Più in là non si riesce ad andare col trattorino perché è troppo rischioso, è in pendenza, è meglio evitare. Quindi adesso spostiamo quella legna lì, qua, in modo tale da poter arrivare col trattorino, e poi la legna che c'è più in là la spostiamo con la motocariola, che siamo più sicuri. Allora, abbiamo quasi finito di portare giù la legna finalmente, e restano solo queste due montagnette qua, come vedete, e probabilmente saranno circa 2 carichi, e vi faccio vedere l'ultimo carico e poi qualche ripresa col drone della strada dove scendiamo per andare a portare la legna, e ci vediamo direttamente alla conclusione del video.
Allora, finalmente abbiamo finito di portare fuori la legna del bosco, ne è venuta fuori parecchia, come vedete. C'è tanta ramaglia, tanti rami piccoli, è roba secca, quindi fa tanto volume, ma alla fine in sostanza non è che ci sia questa gran qualità di legna, a parte i tronchi grossi. Poi qua abbiamo tenuto da parte questi tronchi dritti qua perché andremo a fare i pali per il recinto, per andare a recintare l'orto. E infine, oltre a tutta questa legna che abbiamo portato giù anche altrettanta legna, e oltre a quella legna là abbiamo portato giù tutta questa, che questa non l'abbiamo tagliata noi, l'abbiamo tagliata quelli dei tralici della corrente, nei boschi sotto ai tralici, e quindi abbiamo portato giù anche tutta questa. Poi questo qua è lo spaccalegna, che magari quando quest'estate andremo a tagliare la legna e a spaccare quella grossa, vi farò vedere il video, un breve video c'è già su YouTube nei reel, però magari vi spiego come è fatto, visto che è stato fatto tutto in modo artigianale. Siamo giunti alla conclusione del video e come al solito lasciate un like o un commento se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi aspetto per i prossimi video. Ciao!